Da questa edizione naturalmente l'avete vista, è la 28esima, quindi è un bel po' di anni che la facciamo. Questo in pratica inizia il percorso fino ad arrivare alle Fiere di Santa Lucia. Abbiamo iniziato l'8 di ottobre con concerti in giro per i vari paesi, per 7 paesi rivieraschi nostri, in cui abbiamo portato concerti ma anche serate collaterali di un certo tipo. Insomma. Questa edizione è un'edizione veramente unica e anche straordinaria, con una mostra che abbiamo all'interno, una mostra di armi bianche dall'età del ferro in avanti, dall'età del bronzo in avanti, oltre a una serie di balestre. Ma oltre a quello naturalmente abbiamo dei gruppi storici importanti che provengono non solo dall'Italia ma anche dalla Francia. Abbiamo un gruppo di oche con 50 oche che li abbiamo portati in corteo ieri con i cani, e quindi questi cani li tengono in riga appunto sulla strada. Vengono da Montsirègne, un paesino nord della Francia, ma poi diversi gruppi delle nostre realtà, ma anche proprio che vengono da molto lontano, insomma dal centro Italia eccetera. Gruppi di spettacolo straordinari con cui fanno questi spettacoli continuativi in 3 parti del campo. Quindi è una grande rievocazione storica, devo dire le persone sono migliaia. Abbiamo un flusso di camper con circa 400 camper hanno iniziato ad arrivare giovedì e il clou è stato venerdì. Li abbiamo trasportati con bus a visitare una cantina del territorio e poi li abbiamo portati a visitare una chiesa con guida. Quindi hanno visto il nostro territorio in una certa maniera, hanno degustato il prosecco e quindi ecco, sono qua da noi ancora per oggi e un po' domani mattina ne resteranno anche pochi.